Il futuro è già iniziato ed è digitale. Una rivoluzione che scombussola abitudini e certezze di imprenditori e artigiani, costretti a cambiare ma con molta diffidenza e soprattutto con una velocità troppo ridotta per stare al passo con i tempi. Un incontro alla Camera di Commercio di Padova ha messo a confronto gli interventi della Regione Veneto con il mondo industriale e delle imprese che deve e dovrà beneficiarne. Riguardo a digitale e competitività, il tasto più dolente resta la banda larga. Appena 5 anni fa il Veneto era all'ultimo posto per qualità e diffusione delle autostrade digitali in Italia. I 73 milioni spesi per banda larga hanno portato il 99% delle imprese venete ad essere collegate. Spiegare che il mondo ormai corre veloce, che i nostri giovani sono essi i nativi digitali, sanno di cosa si parla e molte volte noi, un po' più anziani o le imprese venete, sono più lente rispetto a questo. I problemi comunque restano e non sono di immediata soluzione, anche per chi ha maggior capacità di spesa. Io ho dovuto potenziare la mia azienda con un'antenna parabolica perché il segnale che mi arriva non c'è sufficiente banda e quindi l'abbiamo potenziata con una parabola. Spero che quanto prima anche nella nostra zona, che è una zona altamente industrializzata come Tieneschio, ci arrivino con una connessione rapida e questo è uno dei problemi. L'altro problema, come dicevo, è quello culturale, ma a quello ci penseremo noi. Ci sono delle aree del Veneto che sono abbastanza, messe in posizione buone, altre aree del Veneto assolutamente no. La cosa peggiore è che è proprio a macchia di leopardo anche nelle stesse aree positive, pensiamo alla zona del Padovano, del Veronese, ci sono delle zone all'interno di queste aree dove si fa fatica comunque a riconoscere l'evoluzione digitale. La banda larga c'è, ma è a macchia di leopardo, questo è un problema grosso per le aziende. Quello è un problema che, certo, allora, non è la banda larga credo che sia qualcosa che, siamo tutti d'accordo, la debbano poi mettere giù i privati, no? Almeno poi no, qualcuno non è d'accordo, io la penso così. I privati la mettono giù solamente se c'è domanda e quindi bisogna lavorare sulla domanda. Io faccio del mio meglio, cerco di alfabetizzare gli italiani su questo in modo che venga la voglia di. Certo è un paese difficile, un paese dove, molto rurale, molto distribuito, non ci sono solo le grandi città come in Inghilterra e basta, no? Dove la maggior parte sono a Londra e in altre poche grandi città, quindi sicuramente è difficile, ma se facciamo venire voglia alla domanda, no, di capire, no, a che cosa serve internet, allora di conseguenza poi sarà un beneficio per tutti.